Sparatoria a Castelnuovo di Isola Vicentina. I carabinieri hanno fermato un'auto sospetta, dalla quale sono scesi 3 banditi che per garantirsi la fuga hanno sparato anche un colpo di arma da fuoco. A quel punto i militari hanno risposto con una raffica di colpi in aria, ma nemmeno questo estremo tentativo di bloccarli ha sortito l'effetto sperato. Ai carabinieri non è rimasto altro da fare che controllare l'automobile, una Golf, risultata essere stata rubata qualche giorno fa a una coppia di Rossano Veneto. Nell'abitacolo uno zainetto contenente diversi monili in oro, evidentemente il bottino di alcuni furti perpetrati in zona. A proposito di armi, sempre i carabinieri a Torre Belvicino hanno fermato un cittadino di nazionalità senegalese 22enne, regolare e calciatore, che aveva deciso di andarsi a fare una passeggiata portando con sé un coltellaccio con una lama di 34 centimetri. È stato denunciato.